Rieccoci, primo Iter Pares, appuntamento del mercoledì, del lunedì, anche gruppo TV7 ovviamente dedicate a questo virus che purtroppo ha colpito il mondo a livello davvero che mai nessuno avrebbe pensato, e ovviamente noi stiamo qui a parlarne cercando e sperando di capire come quello che succederà, ma soprattutto sperando che termini il più presto possibile, anche se presumo i tempi saranno abbastanza lunghi. Andiamo da Elisabetta in redazione, se ha novità. Elisabetta. Cercando un po' sul web ti posso fare questa panoramica dei diversi stati europei di come stanno affrontando la problematica. Quindi in Danimarca, per esempio, dal 15 aprile sono state riaperte i nidi, le materne e le scuole elementari. Le altre scuole rimangono chiuse. In Svezia vanno in classe anche qui solo al di sotto dei 15 anni. In Norvegia invece hanno deciso che le scuole riapriranno il 27 aprile. In Portogallo probabilmente riapriranno alla fine dello stato di emergenza che pensano presumibilmente sarà il 2 maggio. In Francia nidi, scuole materne, elementari e medie riapriranno gradualmente dall'11 maggio con turnazioni per evitare ovviamente l'affollamento delle aule. In Svizzera alcune scuole riprenderanno l'11 maggio, in Germania dal 4 nelle principali città gli alunni tornano in classe. In Austria le scuole potrebbero tornare operative da metà maggio, in Spagna si pensa a un rientro per il mese di giugno. Però ti volevo segnalare che proprio in Danimarca, dove appunto sono stati riaperti nidi, materne e scuole elementari, i genitori sono molto preoccupati, addirittura hanno fondato una pagina Facebook dal nome Mio figlio non farà la cavia al Covid-19, a cui hanno aderito in pochi giorni oltre 40.000 persone, quindi per dirti il grado di preoccupazione. Le problematiche, è quello che praticamente ha detto prima l'eurodeputata Moretti, ha detto il tempo poi dirà, la storia dirà le altre nazioni se riapriranno le scuole e come riapriranno, però c'è un dato di fatto, Pressi e Mazzolo, che le altre hanno deciso. Nel bene o nel male hanno deciso. L'unico Stato, mi sembra di capire da quello che ha detto Elisabetta, che deve ancora decidere nel bene o nel male è l'Italia. Chissà perché, poi leggo i messaggi, poi mi darà la risposta. Andiamo a leggere i messaggi, altrimenti non li leggo più. Vediamoli, chiedo leggesse, li mandiamo 4. Ma non sarebbe mica possibile riaprire scuole per metà studenti a turno in ogni classe? Andiamo nel prossimo, leggiamo i primi 4. Poi eventualmente fate memoria e daremo risposta. Buonasera, a me non sembra giusto che vengano tutti promossi, se è così che sarà, visto che mi sembra di aver capito bene, ho 60 anni e credo nella meritocrazia. Andiamo al prossimo, anche questo ovviamente ha tutte le ragioni del mondo. Vergognoso fare lezioni da casa quando in molti non abbiamo una connessione stabile. Ma voi sapete che fatica per un genitore insegnare a scrivere, leggere e contare al posto di un insegnante? Mia figlia è in prima elementare e io non so da dove cominciare. Ha ragione, non essendo un insegnante ha perfettamente ragione anche questo telespettatore o questo genitore. Assessore Donazzà, ha una domanda: ci saranno incentivi per l'acquisto di materiali scolastici? La faremo poi perché riavremo l'assessore collegato. Molte domande ovviamente inerenti e domande lecite che meriterebbero una risposta, che delle volte qualcuna si può dare, altre meno, però nel concetto che avevamo fatto prima, preside, qui manca proprio. Ma le considerazioni possono essere tante. Una che sento di fare è che tra l'altro stiamo giocando con la sofferenza di molte famiglie. Cioè non stiamo giocando affatto, ma voglio dire anche il messaggio di stiamo prima, vivendo. No? Stiamo vivendo e stiamo ragionando, scusate lo svarione insomma, espressivo, stiamo ragionando anche su condizioni di sofferenza di molte famiglie, cioè rispetto a una maggioranza che anche rispetto alla didattica a distanza insomma, più o meno si arrangia con qualche fatica, però ci sono famiglie, anche di alunni grandi, ma con difficoltà. Pensiamo a tutte le famiglie, a molte delle famiglie con figli con disabilità o con difficoltà economiche, molte delle famiglie che hanno persone ammalate all'interno. E gli elementi di cui stiamo ragionando diventano bombe esplosive in quei contesti. Adesso questo era una piccola finestra
è una vergogna fare lezione a distanza a un bambino del prima elementare, però si sente la fatica, insomma, si sente la fatica di portare avanti giorno dopo giorno una fattibilità della giornata, della mattinata e la mancanza di un servizio. E questo credo che nel soppesare le decisioni che poi qualcuno deve prendere non possa essere ignorato. Non credo che nessuno lo ignori, ma insomma spesso sono voci un po' difficili da ascoltare, insomma, perché non sono certo quelli che urlano, insomma, però credo che siano tanti. Poi volevo aggiungere una cosa alla giusta considerazione con cui ha esordito l'assessore Donazzan, che ringraziava i docenti. Se tutto sommato la macchina, con tutte le sue pecche della didattica a distanza e di un rapporto scuola-famiglia regge, lo dobbiamo anche al personale non docente, che non è mai citato nei ragionamenti anche pubblici, ma il personale ATA, le segreterie, anche i collaboratori, insomma c'è un sacco di gente che nell'ombra ha permesso che le scuole si siano attrezzate, abbiano acquistato quello che dovevano acquistare, dal collaboratore che prende e va a consegnare di persona i device. Da questo punto di vista bisogna riconoscere che la solidarietà qui è... Sì, è un po' più che una solidarietà, perché è una, credo proprio un'etica, insomma, un'etica personale e professionale che è rimasta un po' nell'ombra, ce n'è tanti. Beh, come si parla poi la città del volontariato, chi meglio? Però è bello, insomma, ricordarlo. Beh, allora abbiamo collegato, perché adesso affronteremo due temi che riguardano le scuole. Uno è Fabio Bui, il presidente della provincia di Padova, che tra l'altro oggi assieme al sindaco, assieme al presidente della regione, assieme al presidente Santo Dio, al magnifico rettore, hanno firmato una cosa storica, e poi ne faremo vedere anche il filmato di quello che è successo oggi. E poi abbiamo collegato anche il Mara Patella, che è segretaria della Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGIL di Padova. Questo perché? Perché con il presidente della provincia parleremo ovviamente delle infrastrutture, mentre con la sindacalista della CGIL ovviamente parleremo ovviamente degli operatori, dei professori, degli insegnanti e anche di chi lavora all'interno delle scuole. Allora inizio rapidamente con Fabio Bui, che lo ringrazio e la saluto. Buonasera Presidente, buongiorno. Grazie. Allora, qui hanno parlato che ovviamente per riprendere le scuole ci vorrebbero anche delle scuole un po' più moderne, e mi sembra che Padova e la propria provincia non è che da questo punto di vista sia al massimo della tecnologia, o sbaglio, o sono tutte a posto? Guardi, c'è un preside lì che conosco e che saluto, che può dire come sono le scuole di Padova. Sono come tante altre scuole. Padova solo l'anno scorso, per dirle, nel mio mandato, 8 milioni di euro messi a disposizione per il contenitore scuole. E parlo di contenitore rispetto al contenuto, perché talvolta è importante quanto il contenitore, anche il contenuto. Noi oggi stiamo investendo molto per la scuola. Purtroppo c'è una battuta d'arresto che si ripercuoterà non tanto per quello che è già stato programmato, ma per i prossimi anni, perché ovviamente la questione Covid, do solo un dato che riguarda la nostra provincia, è un bilancio che prevedeva 32 milioni di euro di entrate. Sapete che una provincia si basa essenzialmente nel proprio bilancio per l'immatricolazione delle auto. 32 milioni di previsti, entrate 170.000 euro. Capite che tutti i nostri programmi sono assolutamente saltati e stiamo attendendo, ovvio, un intervento sostanzioso da parte del governo. Non abbiamo scuole grossissime in questo momento difficoltà, abbiamo scuole che hanno bisogno di essere ripensate, essere anche ammodernate e anche rimodulate io sapete, ho sempre in mente l'idea di concentrare le scuole assieme, fare scuole modulari anche a Padova, in una zona di Padova, per dare un senso a un campus, ecco, dell'istruzione
superiore. Vedremo perché sì, ma senta Presidente, fare... Presidente, però se non avete sti benedetti soldi, ormai qui purtroppo di soldi ne ha bisogno tutti, anche i comuni, mi sembra di aver capito, anzi senza aver capito che anche loro ne hanno assolutamente bisogno, perché ovviamente le casse sono vuote, introiti non ce ne sono, quindi tutti avete bisogno di soldi. Però il problema delle scuole bisogna pur risolverlo. Ci sono due problemi che vanno risolti: le scuole prima di tutto e le infrastrutture. Senza infrastrutture e senza scuole un paese stenta a ripartire. Giusto Presidente, quindi... Su questo il governo non può prescindere da fare delle scelte molto chiare di priorità di investimento. Cultura, formazione, scuole è il primo degli investimenti che oggi deve fare il governo per una prospettiva, per dare prospettiva all'azione. Oltre che oggi alle infrastrutture questa provincia sta scontando anni di mancati investimenti verso alcune infrastrutture prioritarie per mantenere la competitività. Perché guardate che se il paese deve ripartire, non può ripartire come prima, deve essere ripensato nelle priorità e nella capacità di fare delle scelte operative e di lunga durata. Presidente, parole sacrosante. E allora? E quindi avete chiesto i soldi allo Stato? Ve li darà lo Stato i soldi? Le scuole verranno sistemate? Oppure con quei 170.000 euro che non fate un bel tubo non si riapriranno più le scuole perché sono vecchie, obsolete da sistemare? Cioè, cosa diciamo ai nostri telespettatori? Questo non posso dirlo perché sto aspettando anch'io come voi, come tutti, penso i sindaci, gli amministratori, cosa deciderà il governo. Noi abbiamo dato le nostre priorità anche come province, ma anche come sindaci, anche ieri i sindaci dei comuni del capoluogo. Oggi vediamo se alle parole e se alle richieste degli amministratori locali, degli enti locali, seguiranno non parole ma soldi non dati in generico ma dati con fondi specifici. E nei fondi specifici io ritorno a ribadire priorità alle scuole e alle infrastrutture. Allora, la priorità alle scuole e alla sanità indubbiamente nessuno la può negare, però come sempre il problema, Presidente, è sempre lo stesso, qui ci giriamo attorno, Assessore Piva, fino alla noia, qui mancano i soldi, lo Stato deve dare i soldi, lo Stato non accontenta ovviamente dall'operaio normale alla partita IVA quello che oggi avrebbero bisogno. Io lo so, andiamo in un dramma se non riusciamo a risolvere il problema, ma parliamo tutti perché alla fine tutti parlano, tutti dicono cose correttissime, però alla fine, lo dico in dialetto veneto, se non esiste mi sembra di capire che difficilmente riusciamo a risolvere questo problema in maniera pratica, ma siamo bravi a risolverlo il problema in dialettica, siamo bravissimi, sicuramente lì non è che sbagliamo. Allora voglio sentire anche Mara Patella, che è segretaria della CGIL per quanto riguarda i lavoratori della conoscenza. Com'è la situazione ovviamente dei docenti, la situazione dei bidelli, la situazione di chi lavora all'interno di questo grosso apparato che è importantissimo. La vedo buia, vediamo, eccola lì, va bene. Però la vedo, dai, la vedo. Sì. Buonasera, grazie della disponibilità. Buonasera a tutti. Anche qui la televisione a distanza è come la didattica a distanza, si entra nelle case, i docenti entrano nelle case delle famiglie con tutte le difficoltà e le intrusioni possibili durante quella che è che chiamiamo la didattica a distanza, che è diventata l'unica possibilità in questo momento di emergenza. Sì, qual è il vissuto dei lavoratori della scuola? Partiamo dai docenti perché sono forse la parte più numerosa e quella che abbiamo più visto anche chiamata in causa attraverso i media. I docenti e le famiglie, perché abbiamo i ragazzi e le famiglie dietro, docenti che hanno anche una famiglia, e che si sono ritrovati a finire le vacanze di carnevale, anzi ad iniziare le vacanze di carnevale e a non poter più rientrare in classe. È emergenza, davvero è stato un incubo.
per i ragazzi anche il fatto di dover comunque rimanere chiusi in casa. È stato un incubo ed è stato difficile riorganizzare. Devo dire che la scuola, io sono entrata pochi minuti fa, non ho sentito quello che è stato detto in precedenza, però si è fatto un accenno appunto a tutto il personale della scuola, il preside, il dirigente lì presente, e sì, ci si rifà alla comunità educante. La scuola è stata chiusa 3 giorni, poi la scuola non era chiusa, erano solo sospese le attività didattiche, ma le attività didattiche in presenza. Docenti che si sono dovuti reinventare e aiutare a vicenda in modo molto solidale, spesso nella gestione di una lezione a distanza. Ecco, che il rapporto educativo, la relazione pedagogica possa svolgersi a distanza mi sembra è quasi un ossimoro, nel senso che qualsiasi relazione pedagogica ha necessità di una relazione in presenza. E quindi ci si è adattati, è emergenza, era ed è ancora emergenza, e quindi è stato fatto nel bene e nel male, anche con una modalità all'inizio trasmissiva, perché si è utilizzato quello che si conosceva attraverso un mezzo che non lo permetteva. Quindi c'è stato una grande presa, ecco, una presa in carico di tutto il personale della scuola, perché poi anche l'amministrazione si è dovuta adattare all'inizio. Sì, però a lavorare lei mi sta facendo partire una cronistoria che conosciamo già. Io le chiedo invece, sì, proprio in maniera, purtroppo televisivamente abbiamo tempi ristretti, le chiedo, sì, il sindacato cosa richiede allo Stato per i propri insegnanti, per i lavoratori della scuola, compresi i bidelli, compresi chi ci lavora dietro? Ecco, cosa chiede il sindacato? In questa situazione mi sembra di capire che non siete per niente concordi, e quindi cosa chiedete? Allora, arriviamo al presente, mi scuso per la divagazione, però era la presenza imminente che volevo sottolineare dei docenti e del personale della scuola da subito. Allora, che cosa si chiede? Beh, chiediamo, e chiedono i docenti e chiedono i lavoratori della scuola, quello che chiedono le famiglie, chiedono la scuola in presenza. Che cosa richiede una scuola in presenza in questo momento? È impensabile, ne siamo tutti coscienti. Germania e Francia rientrano, noi non siamo la Germania e la Francia. Abbiamo avuto una emergenza molto più grave. Stiamo ancora ragionando. Penso che sia un po' tardi, che si sarebbero dovute dare delle linee guida a questo punto già per settembre. Noi non sapremo cosa succederà a settembre, se rientreremo o meno, ma mi scusi Patella, ritorno? Io ho capito che le linee guida non sono state date, ne abbiamo discusso. Io chiedo, voi cosa chiedete allo Stato, chi ovviamente deve prendere decisione, come sindacato, cosa chiedete, visto quello che sta succedendo, visto questa epidemia che è una cosa straordinaria e che nessuno pensava accadesse? Ecco, voi cosa chiedete per poter riprendere le scuole, per poter far sì che i docenti insegnino come lei ha spiegato finora? Serve una programmazione subito, e mi dispiace ma servono di nuovo investimenti, come lei diceva prima, servono i soldi. Sì, certo, servono i soldi, ma l'investimento sulla scuola è investimento per il futuro. È già stato detto in precedenza, abbiamo degli edifici scolastici che non sono adeguati, non lo erano prima, abbiamo delle classi molto numerose, abbiamo classi pollaio, le famose classi pollaio, ci sono troppi ragazzi, e pensare a una ripartita con un corpo docente che rimane come prima dell'emergenza non è possibile pensare a doppi turni, come si è detto, non è possibile pensare a ore in presenza e ore in assenza, non è possibile, non abbiamo gli edifici che ci possano permettere una cosa di questo genere, e abbiamo necessità di investimenti. Certo, è stata chiarissima. Come per tutti gli altri. È stata chiarissima, grazie Patella, grazie della sua disponibilità.
Prego. Beh, allora ritorno dal Presidente Bui perché poi la pubblicità. Presidente, ha capito, le scuole, ha detto la Patella, che non è che siano all'avanguardia, insomma, che c'è bisogno insomma, anche di qualche ristrutturazione in più. Vediamo se abbiamo il Presidente Bui. Le richiedono tutti i soldi, Presidente, qui. Certamente hanno bisogno di ristrutturazione. È per questo che tanti amministratori come me stanno dicendo: lasciateci quelli che abbiamo, soldi da investire in maniera veloce per delle scuole. Ripeto, 8 milioni solo l'anno scorso ha messo la provincia di Padova. Fateci investire, lasciateci lavorare. Se oggi l'Italia ha bisogno di un piano, è proprio anche un piano di investimenti pubblici e soprattutto investimenti pubblici che diano prospettiva, quindi sulle scuole. Quindi io sono pronto ad investire la maggior parte delle risorse che ha la provincia già impegnato e quelle che avrà se il governo ripianerà questo per le scuole. Perfetto, è stato chiaro, grazie Presidente. Poi faremo vedere ovviamente oggi la firma storica per quanto riguarda il nuovo ospedale di Padova, dove lei era presente e ha partecipato con la sua firma, quindi complimenti anche per quello. E qui prima della pubblicità noi possiamo stare qui fino alle 2, fino alle 3, decidete voi. Qui il problema sono i soldi, qui il problema è che tutti quelli che sentiamo dicono ci vuole una programmazione, ci vuole una linea guida, ci vuole questo, ci vuole quell'altro, cioè come sempre più noi qui in Italia parliamo, però non riusciamo e non riusciremo dal mio punto di vista a trovare anche la soluzione per le scuole, dove la scuola ha un'importanza vitale per un paese come la sanità e dove nella sanità è stata presa una decisione perché è capitato quel che è capitato, se no anche lì vorrei vedere come sarebbe la situazione, e la scuola deve prendere una decisione, cioè lei magari è quella che si dà da fare, ma è dal governo, io parlo con voi perché siete qui, però Presidente, dottoressa, mi sembra di capire che qui tutti quelli che sentiamo, qui il problema sono i soldi. Se non permette, direttore, io devo spezzare una lancia a favore delle scuole asili nido, scuole dell'infanzia e scuole... No, dopo ne parliamo di quelli, poi io parlo delle scuole in generale, poi ne parliamo di quelle in maniera approfondita anche sotto un problema psicologico, perché lì è un problema più delicato, però il problema delle scuole è un problema economico, le scuole non vanno bene perché sono vecchie, i professori addirittura, io ricordo i medici prima di questa pandemia, cercavamo medici dappertutto perché non riuscivamo ad avere medici in ospedale, adesso vedrà che tra poco arrivano a flotte, bisogna che qui in Italia succeda il dramma, succeda l'incidente e poi di fretta, in furia, senza un'organizzazione riusciamo a tappare i buchi. Tappiamo i buchi ma non organizziamo. Ecco, perché noi siamo così? Ma perché? Mi viene davvero un'angoscia su queste cose, mi sembra una banalità nel dire queste cose, perché poi tutti ti parlano, tutti ti danno le proprie ragioni e tutti hanno ragione, però il problema qui bisogna risolverlo. Vuole una risposta? Sì, io voglio una risposta. Guardo lei, voglio una risposta sì. Credo che sia proprio un problema di abitudine e responsabilità della politica. Cioè, adesso è un po' un discorso da bar, ma c'è una politica che non si prende delle responsabilità di lungo termine e da anni. Cioè, la scuola, la politica scolastica, il Presidente Bui parlava di strutture, come quella dei trasporti, come quella dell'ambiente, richiede tempi lunghi e sguardo lungo e onestamente su tanti campi, adesso mi dispiace perché dico una banalità, ma non c'è stato un disegno a lungo termine. Perché l'ha chiamato un discorso da bar? Perché quando queste cose vengono dette da chi ha il potere per cambiarle non sono da bar, quando le dice qualcuno che non può fare quasi nulla... Non è così però, lei può fare qualcosa, cioè tutti possiamo fare qualcosa, mi auguro e spero. Detto questo, mi auguro e spero che anche questa trasmissione nel piccolo ovviamente possa dare un contributo a chi di dovere di prendere delle decisioni. Sì, io credo che quello che può fare per esempio una trasmissione come questa è sviluppare una coscienza civica in chi ascolta, pensa e vota e soprattutto al di là del voto, che non è una questione di destra o sinistra, ma giudica l'operato della politica, perché anche solo abituarsi a non valutare i politici rispetto alle dichiarazioni che si fanno, adesso lei diceva non si decide,
Però sono state dette un sacco di cose in questo mese, anche troppe onestamente. L'osservazione su non è giusto che vengano tutti promossi, sei politico, quello che è. Onestamente quella roba lì non è scritta da nessuna parte, però è stata lasciata trapelare, cioè nessun decreto, nessun testo normativo dice ancora che saranno tutti promossi. Altra questione è l'esame di Stato. Però è stata in qualche modo lasciata passare. Il fatto di parlare tanto e agire forse un po' troppo poco è una responsabilità grossa della politica, perché le parole creano delle conseguenze molto forti. Chi quel giorno in cui ho sentito il primo titolo di telegiornale che diceva a giugno tutti promossi, chi stava lavorando? Docenti e alunni e famiglie, gli è caduta la sedia sotto il sedere, perché allora cosa siamo qui a fare? Non era vero, il paradosso è che non è vero neanche oggi, perché non è ancora non è norma che siano tutti promossi. Quindi c'è stata una sovracomunicazione e una carenza di decisione. Forse la politica potrebbe imparare a parlare un po' meno e a decidere e comunicare dopo che ha deciso. Lei è preside di una scuola importante, mi sembra, io sono abbastanza datato, mi sembra che le problematiche nella scuola ormai siano una conseguenza di anni e anni e anni dei politici. Cioè non è che 10 anni fa le cose funzionavano meglio, anzi, o 15 anni fa funzionavano ancora meglio. Cioè ogni periodo di politica, indipendentemente, giustamente come ha detto lei, da chi ci governa, lascia molto a desiderare per quanto riguarda la scuola e una programmazione seria nella scuola. Credo che lo stesso problema, io lo conosco per la scuola, chi ha lavorato nella sanità lo conosce per la sanità, credo che il problema sia tutto ciò che richiede tempi lunghi e un giudizio dell'elettore che si distenda su risultati che non sono effimeri o che non sono dichiarazioni di facciata. È lo stesso problema che abbiamo sull'ambiente. L'ambiente richiede interventi che si dipanano in anni e anni di lavoro e l'elettorato ha bisogno di essere guidato, informato e sensibilizzato su processi di cui non vedi i risultati nel giro di mezza legislatura o di 6 mesi. I governi spesso hanno giocato su tempi troppo brevi. Quando si è tentato di giocare su tempi un po' più lunghi, spesso sono arrivati gli scossoni che hanno interrotto dei processi anche interessanti che ci sono stati come tentativi. Come sempre, le faccio un paragone banale. È capitato a un certo punto, cambio argomento per un attimo solo per far capire, che ovviamente ci sono meno automobili che corrono, no? E quindi di conseguenza ci dovrebbe essere meno smog. Poi mi dicono, no, guardate che lo smog c'è ugualmente, chi ha fatto tutti dicono lo smog non è calato, cioè sono diminuite il traffico delle autovetture in maniera degli aerei, tutto, però lo smog. Poi ti informi con chi di dovere e ti accorgi che lo smog è calato, le polveri non sono calate, ma perché arrivano dall'Africa e dai paesi orientali, cioè arrivano, il vento porta ovviamente queste polveri sottili e che inquinano un attimino l'aria del nostro paese, della nostra città. Però se non me lo spiegano io non lo sapevo di sicuro, capito? Quindi bisogna sempre saperle dopo, perché altrimenti ognuno ha un pensiero diverso di quello che realmente accade. Andiamo in pubblicità.